Ecco la situazione meteorologica. La prima perturbazione dai connotati veramente autunnali sta interessando la nostra regione, con piogge anche a carattere temporalesco e locali criticità derivanti dai quantitativi precipitativi anche elevati. Parziale miglioramento già nella mattinata di martedì, con la possibilità però ancora nel centro settimana di qualche pioggia. Nel corso del pomeriggio situazione in peggioramento con quantitativi precipitativi localmente elevati entro il tardo pomeriggio, possibili criticità di tipo idraulico, in particolare tra Genova e il Tigullio, e in questa fase potranno esserci anche locali allagamenti e l'ingrossamento dei rii minori. Piogge deboli al più moderati sul Savonese e sui versanti padani, in esaurimento progressivo nel corso della serata. Infine fenomeni intensi andranno ad interessare lo Spezzino durante la sera e nella prima parte della prossima notte. Venti moderati da sud sul centro-levante e sull'Imperiese, rafficati dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, rinforzi in serata. Rapido aumento del moto ondoso con mari molto mossi o agitati durante il tardo pomeriggio e la sera. Temperature in calo nei valori massimi sia in costa che nelle aree dell'entroterra, non superiori ai 20 gradi. Per domani, martedì 21 ottobre, la Limet prevede una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti un po' su tutta la Liguria, rovesci residui nella notte sullo Spezzino e nel corso della mattinata sull'Appennino di Levante e sporadicamente sull'Imperiese costiero. Possibili schiariti sul Genovesato e Imperiese occidentale poi nel corso del pomeriggio, seppure in un contesto di nuvolosità sparsa. Venti moderati da nord in mattinata tra Savonese e Genovesato occidentale. Nel corso della giornata rotazione ai quadranti meridionali su tutti i settori. Mare mosso, molto mosso, agitato in mattinata a Levante, temperature minime stazionarie, lieve diminuzione delle massime. Temperature minime stazionarie e un lieve diminuzione, massime in generale aumento sulla costa.